imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us. Amici e amiche appassionati di ciclismo, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Oggi 5 aprile, lo vedete con questa grafica, siamo a proporvi una delle manifestazioni giovanili di maggior richiamo, la 77esima edizione del Trofeo Piva, classica tradizionale del calendario giovanile che si corre sulle strade di Col San Martino, su queste zone che sono rinomatissime e molto conosciute e che da sempre richiamano molti appassionati appunto in vista di questo tradizionale appuntamento. Intanto buona Pasqua da parte di tutti noi della redazione di ciclismoweb.net, oggi appunto giornata pasquale, ma noi puntuali siamo qui a proporvi una delle manifestazioni più importanti. Siamo appunto con la 77esima edizione del Trofeo Piva da Col San Martino, manifestazione dedicata internazionale, dedicata agli under 23, che si corre sulla distanza di 180 km praticamente, 179 e 800 per l'esattezza. Queste che stiamo vedendo sono immagini registrate delle fasi preliminari, il foglio firma e la presentazione delle 35 formazioni schierate il via, che sono rappresentate da 173 atleti. Ci sono formazioni anche straniere naturalmente, la caratura di manifestazione internazionale da tantissimi anni fa di questo appuntamento uno di quelli di maggiore richiamo, che va ad aprire lo straordinario mese di aprile, la primavera, che proprio nella nostra regione, in Veneto e soprattutto in provincia di Treviso, richiama i migliori giovani del globo. Abbiamo una manifestazione appunto che tra l'altro riesce a corrersi e a disputarsi con una bellissima giornata primaverile. Qui vediamo i vari sindaci delle varie località che vengono toccate, che sono tutte presenti insieme ai vertici dell'Associazione Ciclistica Col San Martino, società organizzatrice, per dare il via alla manifestazione, che è partita puntuale. I 173 atleti hanno iniziato a percorrere appunto i 180 chilometri che li attendono per capire chi sarà il vincitore di questa manifestazione e che andrà ad iscrivere il proprio nome in un albo d'oro ricchissimo di nomi che hanno fatto poi tra l'altro anche la storia del nostro ciclismo. Nel 2025 il successo andò a Filippo Turconi
davanti a Duarte Mariovet e a César Macias, questo il podio dell'edizione 2025. Nel 2024 invece il successo sorrise a Pavel Novak davanti ad Alessandro Pinarello e a Diego Pescador. Una situazione, queste sono immagini registrate come potete vedere nella nostra grafica, che è in continua evoluzione. Siamo a circa 125 km di gara rispetto ai 180 che sono in programma, ma fin dalle prime battute dalle prime pedalate c'è stata molta animosità, come nelle corde di questa categoria. Tra l'altro il percorso, che è il percorso ormai tradizionale, che negli ultimi anni ha reso questa manifestazione molto spettacolare, una prima tornata di 11 km e 900 metri, caratterizzata da qualche saliscendi, poi il secondo giro, sempre con passaggio sulla linea del traguardo di Col San Martino, di 17 km e 700 metri, che i corridori dovranno percorrere per 7 volte, caratterizzata dalla scalata al Combai. Una terza tornata invece di 19 km e 700 metri da ripetere una volta, dove si va a scalare per la prima volta il San Vigilio, questa rampa durissima posta a soli 1200 metri dal traguardo, per poi andare a scalare nuovamente il Combai e prima del passaggio a Col San Martino nuovamente San Vigilio. Ecco, con l'ultima tornata appunto di 24 km e 300 metri, dove ci sarà la terza e ultima scalata al San Vigilio, questa rampa durissima che ormai nelle ultime stagioni ha caratterizzato e diciamo definito anche poi il podio e l'ordine d'arrivo di questa manifestazione. Un po' lo spauracchio, un po' questa salita che ha caratterizzato fin dalla prima edizione in cui è stata inserita dagli organizzatori, ha caratterizzato appunto questa manifestazione. Pertanto queste sono le immagini della prima fase, dove il gruppo, anche a causa del primo caldo, ha affrontato dopo qualche scaramuccia a ritmo abbastanza sostenuto, ma comunque tutti insieme i primi chilometri. Allora, io direi a questo punto abbiamo anche diverse interviste da farvi ascoltare. Prima di andare con le immagini in diretta, che tra poco saremo in grado di proporvi, chiedo alla regia di andare con la prima intervista che abbiamo preparato al presidente Mario De Rosso, presidente della Col San Martino, che il nostro Andrea Fine, il nostro direttore, è andato a intervistare proprio prima del via. Prego regia. Presidente, una splendida giornata primaverile, la 77esima edizione del Trofeo Piva è partita, si può quasi tirare un sospiro di sollievo, intanto sicuramente è una bella giornata di sport. Sicuramente sì, sospiro di sollievo aspetto, comunque il primo regalo è il meteo, sicuramente ottima, giornata ottima, è bel tempo, caldo, quindi bene, questo è già un punto a favore. Adesso i corridori sono partiti, 173 partenti, il personale è tutto sul posto, sulla strada, abbiamo oltre 60 addetti agli incroci, abbiamo forze dell'ordine, carabinieri, 10 poliziotti in corsa, tantissime moto, e quindi bene, dai, ci auguriamo che anche dalla parte sicurezza sia tutto in ordine. Un gruppo, quello che sta passando, davvero di grandissima qualità, ci sono al via le migliori squadre Under 23 Development. Sì, infatti questo abbinamento con le altre internazionali ci ha agevolato ad avere queste Devo, questi stranieri, tante straniere, 20 dall'estero, le 15 italiane, comunque bene, altissimo livello si dice. C'è sicuramente una lunga lista di ringraziamenti da fare, tanti volontari, li ha già citati sul percorso, tanti anche i sostenitori di questa grande classica. Tanti sostenitori non ci hanno mai abbandonato, non ci hanno abbandonato neanche quest'anno, sono presenti, ci tengono molto a questa internazionale, sono presenti, i costi aumentano, ma fortunatamente questi sostenitori ci sostengono, per noi è importante, come per tutti gli organizzatori la parte economica è determinante.
Bene, abbiamo sentito anche tutta la soddisfazione di Mario De Rosso, il presidente dell'Associazione Ciclistica Col San Martino, che ha ricordato, non è un caso, anche tutte le altre gare internazionali che in questo mese di aprile richiamano il meglio della gioventù a livello globale, il meglio degli under 23 e che aiutano chiaramente anche a dividere dal punto di vista logistico e dei costi anche per avere queste squadre alla partenza, diciamo, le responsabilità e i costi stessi. Pertanto una soddisfazione notevole da parte di Mario Di Rosso, presidente della Cicol San Martino, che negli ultimi anni è cresciuta molto, soprattutto con questo appuntamento, ma non solo, anche con manifestazioni di fuoristrada dedicate alla categoria juniores. Mi fa piacere ricordare anche i presidenti che hanno preceduto poi l'incarico a Mario De Rosso, Angelo Guizzo e Martino Pupetti, che per tanti anni hanno gestito appunto l'associazione ciclistica Col San Martino. Ora c'è davanti a tutti Mario De Rosso, ma loro fanno sempre parte della compagine che si impegna per organizzare al meglio questa importante manifestazione. Anche la squadra di ciclismo web chiaramente è impegnata in forze per proporvi e non farvi perdere nemmeno un attimo di questo importante appuntamento, e per me è un piacere dare il benvenuto, tra l'altro, perché quest'anno avremo la possibilità di avere sul posto anche un inviato, in questo caso un'inviata, e si tratta di Eleonora Colizzi. Eleonora, ti vedo già inquadrata, credo e spero che tu mi possa sentire. Sì, benvenuta, sì. Buon lavoro, benvenuta nella nostra squadra. A te la linea per raccontarci anche in questo primo collegamento che tipo di atmosfera si sta respirando sulle colline intorno a Col San Martino. Sì, allora io sono appena dopo lo scollinamento del GPM, qui la gente sta arrivando, a differenza del circuito basso, quindi nella parte dell'arrivo c'è molto più vento, quindi sicuramente oltre la salita che farà selezione ci sarà anche selezione per via del vento, fa comunque caldo. Se vedete nelle mie spalle c'è anche da mangiare, c'è la musica. Quindi diciamo una bellissima giornata anche per il fatto che siamo a Pasqua. Ti senti alzata bene allora? Eleonora, sì. Ti senti alzata bene dove c'è da mangiare, ogni tanto bere qualcosa? Esatto. Beh, insomma, mi pare giusto, bene. Esatto. Bene, allora per capire, quando parli di salita parli del Combai? No, io sono sul muro di San Vigilio. Ah, sei sul muro di San Vigilio. Ah, allora sì. Ti trovi sul punto che andrà a definire molto probabilmente le gerarchie, così come è avvenuto nelle edizioni precedenti del trofeo P. Va bene. Allora Eleonora, intanto ti ringrazio per questo primo collegamento, ci sentiremo ancora, grazie, certo. Buon lavoro. Grazie a te. Nel frattempo Grazie. Andremo ad ascoltare anche i contributi che hai preparato tra interviste ai corridori e anche ad alcuni appassionati. Grazie per questo primo collegamento, ci sentiamo più tardi. Io attendo informazioni dalla regia se nel frattempo sono pronte le immagini. Sì, mi dicono di sì, quindi possiamo andare live e darvi un primo aggiornamento sulla situazione. Allora, abbiamo una situazione che vede al comando da solo il dorsale numero 43, Seppe Lehmann della Chemicals Espersa Cycling, che lo vedete sulla sinistra. Alle sue spalle abbiamo con il dorsale 64, con qualche secondo di ritardo, Diego Nembrini della General Store SGB Fratelli Courier, con il dorsale 155 Steen Valery della Vega Vitalcar Dynatech. Questa è la situazione per quanto riguarda le prime tre posizioni. La prima parte all'inseguimento di questi tre corridori, che nel frattempo si sono anche loro selezionati, abbiamo un gruppo di 19 corridori, ci viene segnalato un gruppo di 19 corridori che all'ultimo rilevamento cronometrico aveva un ritardo di circa un minuto dai tre corridori che vedete inquadrate nelle due immagini, sulla sinistra la testa della corsa, sulla destra i primi inseguitori, appunto coloro che facevano parte del terzetto, quello che prima era un terzetto, ora c'è un corridore solitario e una coppia al suo
suo inseguimento. Tra i 19 corridori all'inseguimento che rappresentano praticamente l'avanguardia del gruppo abbiamo con il dorsale numero 3 Maximilian Bock della Red Bull Bora, con il dorsale numero 4 sempre della Red Bull Bora Paul Fitzke, con i dorsali 6 e 8 i rappresentanti della ciclisti padovani Polo Cherry Bank, Riccardo Lorello e Tommaso Quaglia, con il dorsale 20 Pierre Saint-Martin, con il dorsale 24 Balint Feldhofer, con il dorsale 26 Michele Bicelli della Carrera Premac, con il dorsale 35 Leonardo Volpato della Campana Imballaggi, con il dorsale 36 Rémi Arsac della Decathlon, con il dorsale 40 Vassal Théophile, sempre della Decathlon, con il 47 Simone Galbusera, con il 48 Luis Alberto Laiarin, entrambi dell'Equipo Finisher Kern Pharma, il primo italiano, il secondo spagnolo. Per la General Store SGB abbiamo Christian Remelli con il dorsale 65, con il dorsale 74 74 Adam Rafferty della Hagens Berman, con il dorsale 119 Thomas Smith, con il dorsale 121 Benjamin Eckerstofer, con il dorsale 141 Matvei Boldirev, con il dorsale 145 Enea Sambinello, entrambi gli ultimi due della UAE Team Emirates Gen Z, e con il dorsale 170 David Zanutta della XDS Astana Development. Questa è la situazione alle spalle del terzetto di quello che prima era un terzetto e che ora vede invece un solo corridore solitario, lo vedete, con il dorsale 43 della Chemicals Experts Cycling Team, formazione straniera, il corridore belga Seppe Lehmann, e lui in solitaria quando mancano 49 km al traguardo. 49 km al traguardo significa praticamente che sono nel corso dell'8ª tornata delle 10 in programma. Attenzione, non sono tutte uguali, quindi è l'ultima tornata che prevede la sola scalata al Combai. Infatti Seppe Lehmann è proprio sul Combai che ha staccato i due ex compagni di fuga, Diego Nembrini e Valery Stin. È rimasto da solo appunto salendo verso il Combai. Dopodiché ci sarà il passaggio sulla linea del traguardo e i corridori andranno immediatamente ad affrontare per la prima volta il muro di San Vigilio, poi nuovamente direzione Combai per andare a scalare nuovamente il Combai, passare nuovamente sulla linea del traguardo, suono della campana, e ci sarà l'ultima tornata, quella che misura 24 km e 300 metri, che vede nuovamente scalata il muro di San Vigilio, nuovamente Combai e poi, prima del traguardo, deviazione per andare a scalare per la terza e ultima volta e probabilmente decisiva scalata al muro di San Vigilio. Stiamo attraversando, anzi Seppe Lehmann sta attraversando Colbertaldo, che fa parte insomma delle località che vengono appunto attraversate lungo durante i vari passaggi e i vari circuiti, e tra poco ci sarà, ecco, siamo ormai vicinissimi alla linea del traguardo, ci sarà il passaggio sul traguardo di Col San Martino. Avremo la possibilità anche di capire che tipo di vantaggio Seppe Lehmann abbia nei confronti di Diego Nembrini e di Valery Stin, che li vedete inquadrati sulla destra. A occhio e croce sono circa una dozzina i secondi di vantaggio del belga nei confronti dei due inseguitori, che vedete proprio in prima posizione nella coppia all'inseguimento Diego Nembrini della General Store SGB Fratelli Curia. Poco meno di 50 km al traguardo, attendiamo il passaggio sulla linea del traguardo sia della battistrada, sia della coppia al suo inseguimento, sia anche dell'avanguardia del gruppo. Nel frattempo vediamo se ci sono delle... Nel frattempo viene confermato che sono 11 i secondi di vantaggio, quindi ad occhio e croce avevo quasi preso, avevo detto una dozzina, invece sono uno in meno, sono 11 il vantaggio di Seppe Lehmann nei confronti di Nembrini e Stin. Dopodiché c'è un gruppo
corridori, formato da 24 corridori che pedala con 38 secondi di ritardo a 1,02 il gruppo principale. Quindi una situazione in continua evoluzione, mancano insomma praticamente poco meno di 50 km al traguardo, stiamo entrando nella fase calda, ma ovviamente non c'è nulla di definito assolutamente. Abbiamo anche diverse interviste da farvi ascoltare, chiaramente, di alcuni raccolte prima della partenza dalla nostra Eleonora Colizzi, che vi faremo ascoltare tra poco. Attendiamo il passaggio sulla linea del traguardo, poi con la regia manderemo in onda le varie interviste che sono state raccolte, anche per capire che tipo di aspettative c'erano tra i tanti attesi protagonisti, perché come ha già ricordato il presidente Mario De Rosso, presidente della CICOL San Martino, società organizzatrice, questa manifestazione, come da tradizione, ha richiamato il meglio del ciclismo giovanile internazionale. Nel frattempo ho l'impressione, dall'atteggiamento che Nembrini e Stin hanno, che si siano rialzati e stanno attendendo l'arrivo di un gruppo abbastanza folto che Radio Corsa ci segnala formato da 24 atleti e che tra poco raggiungerà quella che fino a un attimo fa era una coppia all'inseguimento di Seppe Lehmann. Lo vedete inquadrato che pedala con ottima posizione, anche con la giusta determinazione in questo tentativo di animare la corsa. Difficile che un corridore da solo riesca a fare la differenza quando mancano veramente tanti chilometri ancora al traguardo. Quindi i primi inseguitori sono il folto gruppo che vedete sulla destra, che se tanto mi dà tanto 24 erano segnalati, i due ex inseguitori di Seppe Lehmann, quindi dovrebbero essere in 26. Una corsa che, come vi dicevo, è una manifestazione con un albo d'oro di grandissimo rilievo. Si è disputata la prima edizione nel lontano 1954, nomi importanti del ciclismo internazionale hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro di questa manifestazione. Insomma, ne prendo solo alcuni: la doppietta di Ciclone Guido Bontempi nel 1979 e nel 1980. Nel 1980 tra l'altro davanti a Gianni Giacomini, che poi diventò tra i dilettanti, perché allora si chiamavano dilettanti, campione del mondo, poi passato anche lui chiaramente professionista. Nel 1982 il successo di Giancarlo Bada, nel 1983 del compianto Emilio Ravasio, mentre da queste immagini potete vedere il passaggio sul rettilineo d'arrivo del battistrada Seppe Lehmann. Per lui mancano ancora 2 passaggi e avremo la possibilità di cogliere anche il primo passaggio sul muro di San Vigilio. Anche il gruppo sta arrivando, superata la linea del traguardo, si transita di fronte alla chiesa di Col San Martino, è 1 chilometro e poi si girerà a sinistra per andare ad attaccare chiaramente per la prima volta delle 3 in programma il muro di San Vigilio. Vi parlavo del ricchissimo albo d'oro, Fabio Baldato nel 1990, giusto per restare a nomi che poi hanno fatto anche tra i professionisti cose importanti: Marzio Bruseghin nel 1996, Jaroslav Popovic nel 2001, corridori e nomi: Davide Cimolai nel 2009, Andrea Pasqualona ancora in attività tra i professionisti nel 2010, Michele Scartezzini, anche lui è un corridore ancora in attività. Insomma, grossi nomi, grandi nomi che hanno
poi, che sono riusciti poi successivamente anche a fare cose importanti tra i professionisti. Ecco la curva sulla sinistra per il belga Seppe Lehmann, che va ad attaccare all'inizio chiaramente con pendenze più morbide che via via si vanno ad appesantire, va ad attaccare il muro di San Vigilio. Quindi per chi non lo conosce abbiamo la possibilità di vederlo dal vivo, e soprattutto nella successiva curva sulla sinistra andare a verificare le pendenze veramente cattive che caratterizzano le ultime centinaia di metri di questa salita, che, attenzione, all'ultimo passaggio, l'ultima volta che verrà affrontata al Gran Premio della Montagna, mancheranno solo 1200 metri al traguardo, e diversi di questi sono in discesa, tra l'altro discesa da affrontare con la necessaria determinazione, ma allo stesso tempo anche in modo pulito per non sbagliare. Comunque discesa e tratto di strada particolarmente tortuoso che l'organizzazione ha messo in sicurezza. Eccolo qua, il tornante sulla sinistra. Da questo momento in poi le pendenze si fanno veramente molto cattive, e lo si vede anche ad occhio con la nostra telecamera gestita da Andrea Finn. Questa è Moto 1 con Silvano Da Rossa alla guida e Andrea Finn naturalmente alle riprese, Moto 2 Diego Santarossa e Roberto Casarin. Abbiamo una camera fissa proprio qui su San Vigilio che è gestita da Matteo De Faveri e che tra poco entrerà in azione. Abbiamo la nostra inviata naturalmente Eleonora Colizzi, da cui torneremo tra poco, e poi ben 2 droni che sono gestiti, il primo che lavora nella zona del Combai da Andrea Tonini, il secondo che lavora proprio qui nella zona di San Vigilio e del traguardo di Col San Martino, gestito da Manuel Michele, a fare chiaramente da coordinamento insieme al sottoscritto che vi fa compagnia nel commento, Manuel Canton e Fabio Simonetto in regia. Seppe Lehmann con un centinaio di metri di vantaggio nei confronti degli inseguitori più vicini. Eccolo qua il folto gruppo all'inseguimento, formato da una trentina di atleti. Siamo con la nostra telecamera fissa, con alcuni corridori che fanno veramente fatica a tenere il ritmo del gruppo. Qui vediamo con il dorsale 121 che transita in ultima posizione praticamente del gruppo degli inseguitori, Benjamin Eckesthofer della Tirol KTM Cycling Team. Ora la discesa, e abbiamo la possibilità chiaramente con la nostra motoripresa anche di seguire questo tratto in discesa, dove vi dicevo bisogna avere la necessaria determinazione chiaramente, ma anche la capacità di essere puliti alla guida per non incorrere in rischi di andare fuori strada. Questo è il gruppo principale, con un ritardo non ampissimo, ma allo stesso tempo che potrebbe già essere un ritardo difficile da colmare, perché ci sono tanti corridori davanti. Vedete che siamo ormai alla soglia dei 40 km al traguardo. Abbiamo visto il passaggio sulla linea del traguardo, abbiamo visto la scalata per la prima volta del muro di San Vigilio. Nel frattempo Seppe Lehmann, il belga che ha guidato la corsa fino a questo momento, tra poco sarà raggiunto dall'avanguardia del gruppettino di 30 atleti che era al suo inseguimento. Io direi e chiedo alla regia, se siamo pronti, di mandare il primo blocco di interviste ai corridori. Mandiamo il primo blocco di interviste che è stata raccolte prima della partenza dalla nostra Eleonora Colizzi. Prego regia. Siamo con Bamba Gioni Tommaso del team Tecnipes in Emilia Romagna, reduce giusto da una vittoria questa settimana. Sì dai, martedì è arrivata la mia prima vittoria tra gli Under 23, era aspettata tra noi della squadra, perché comunque l'inizio stagione è stato veramente ottimo sia con i dilettanti e con i professionisti, e martedì sono riuscito a finalizzare. Vediamo oggi, speriamo che mi sono sbloccato e vediamo come andrà una classica per gli Under 23 tra le più importanti al mondo. Infatti è una gara importantissima e immagino lo sia anche per te oggi, perché sappiamo che una gara come oggi ti apre le porte al futuro. Quali sono i tuoi obiettivi oggi e come vuoi comportarti in gara? Ma sai, oggi sì, come hai detto anche te, è una gara veramente importante, con un livello super alto, e
penso anche il percorso sia selettivo, sia un percorso di eliminazione, quindi si cerca di tenere duro il più possibile, poi si vedrà nelle 3 volte il muro finale quello che verrà fuori. Jacopo Sasso, per la Solme Olmo, un periodo di recupero, giusto? Sì, sfortunatamente sono stato fermo 2 settimane prima di questa gara, ormai da una settimana che sono in bici, oggi proviamo a dare il meglio e vediamo cosa riusciamo a fare. Per la squadra invece come vi siete posti per oggi? A cosa volete puntare? Oggi non è facile perché non è una gara facile da interpretare, però noi proviamo a dare il massimo. Sicuramente non sappiamo quello che viene fuori e quello che viene fuori dalle altre squadre. Io non so dalla squadra cosa riusciamo a tirar fuori, però sì, è abbastanza difficile come gara. Matteo Cettolin, l'emozione comunque di correre vicino casa? Sì, sicuramente è una grande emozione, è una delle gare, questa quella di domani, per cui mi sono preparato molto bene, uno dei miei obiettivi di questa stagione, quindi vediamo di far bene. Dai. Questa stagione come te l'aspetti oltre la gara importante di oggi? È cominciata bene, con una buona gamba, dopo ho avuto qualche inciacco stagionale, qualche problema anche nelle ultime settimane, però speriamo di aver risolto tutto. Dai. Leonardo Volpato della Campana Imballaggi, i tuoi obiettivi di oggi? Di sicuro diciamo che corro in casa, il percorso lo conosco, io cercherò di fare la mia gara, dare tutto e vedremo che risultato riuscirò a ottenere alla fine della gara. Abbiamo squadre internazionali, squadre nazionali, chi vuoi tenere d'occhio oggi? Sì, di sicuro ci sono tanti Devo, tanti anche qualche continentale italiano, è difficile dire un singolo nome, quindi non saprei dire un singolo nome. Ecco. Riccardo Lorello per la Padovani, semplice domanda, come ti senti oggi? No dai, mi sento bene, la condizione è buona, vengo da un ottimo terzo posto che dà fiducia e la squadra è competitiva e quindi cerchiamo di giocarsi le nostre carte. A proposito di squadra, come vi siete preparati oggi? Quali obiettivi avete? Ma sai, l'obiettivo quando si viene a correre è sempre quello di vincere e quindi cercheremo di farci onore e speriamo bene. Eccoci di nuovo in diretta dopo aver ascoltato, ringrazio Eleonora Colizzi naturalmente per questo primo blocco di interviste dove abbiamo sentito le impressioni di Tommaso Bambagioni, di Jacopo Sasso, di Matteo Cettolin, di Leonardo Volpato e di Riccardo Lorello, alcuni degli attesi protagonisti della gara di oggi. Qui siamo con le immagini, si è formato questo gruppo di 27 atleti perché Seppe Lehmann è stato raggiunto proprio prima che mandassimo il primo blocco di interviste. Nel frattempo c'è per la Team Tecnipes hashtag in Emilia Romagna Alessandro Cattani, che lo vedete da solo, che ha preso l'iniziativa e a qualche secondo da lui gli altri 25 che insieme a lui appunto formano questo gruppo di 26 atleti che sta guidando la corsa. Vi do anche i nomi, ometto le formazioni perché altrimenti stiamo qua fino a domani mattina. Con il dorsale 3 Maximilian Bock, con il dorsale 4 Paul Fitzke, con il dorsale 6 Riccardo Lorello, 8 Tommaso Quaglia, 23 Lender De Gent, 24 Balint Feldhofer, 26 Michele Vicelli, 30 Nicola Zumsteg, 35 Leonardo Volpato, mentre nel frattempo Alessandro Cattani sta iniziando a salire verso il Combai. Con il dorsale 36 Remy Arshak, con il dorsale 40 Théophile Vassal, con il 43 Seppe Lehmann che è stato protagonista in solitario per diversi chilometri, con il 47 Simone Galbusera, con il 48 Luis Alberto Lajarin, con il dorsale 64 Diego Nembrini, 65 Cristian Remelli, 66 Riccardo Biondani, 74 Adam Rafferty, 112 Tommaso Bambagioni, 113 Alessandro Cattani che vediamo in solitaria sulla sinistra, nell'immagine di sinistra, con il 119 Thomas Smith, con il 121 Benjamin Eckersthofer, con il 141 Matvei Boldirev, con il 145 Enea Sambinello, con il 148 Mikhailo Basaraba, con il 155 Valery Stin, con il 170 David Zanutta. Sono questi gli atleti che formano il gruppo di testa, l'avanguardia della corsa, che stanno scalando il
Combai. Per la penultima volta, questa è la 9ª tornata, ci sarà il passaggio sul Combai e poi nuovamente il passaggio sulla linea del traguardo per andare ad affrontare per la seconda volta il muro di San Vigilio, poi nuovamente salita del Combai e poi prima del passaggio e quindi del traguardo a Col San Martino, terza e ultima scalata al muro di San Vigilio. Gran Premio della Montagna a soli 1200 metri dal traguardo, con questa bella immagine dal drone che sta lavorando nella zona del Combai, gestito dal nostro Andrea Tonin. Abbiamo la possibilità anche di apprezzare le bellezze di queste colline, tra l'altro patrimonio dell'UNESCO, che caratterizzano e che insomma sono conosciute ovunque per le prelibatezze, soprattutto dal punto di vista vinicolo, che regalano non solo a noi che abbiamo la possibilità, diciamo così, con un'ora d'auto più o meno un po' da tutta la nostra regione raggiungere queste bellissime zone, ma che sono famosissime in tutto il mondo. E c'è il successo di questa manifestazione da sempre, perché anch'io nella mia carriera dilettantistica ho avuto l'opportunità e la gioia di assaporare, senza mai riuscire ad iscrivere il mio nome nell'albo d'oro, insomma, ma ogni tanto anche riuscendo a piazzarmi nei primi 5, la tensione, la gioia, la felicità di partecipare alla manifestazione di Col San Martino, appunto al Trofeo Piva. Il successo deriva appunto dal fatto che fin dalla prima edizione c'è stata la capacità di coinvolgere tutta la comunità che si è stretta attorno agli organizzatori, tutte le attività economiche che nel frattempo sono cresciute, ci sono attività economiche molto molto rilevanti che chiaramente aiutano anche a sostenere i costi di una manifestazione di questo livello, che chiaramente sono sempre molto importanti per richiamare le formazioni giovanili più importanti del globo, appunto sulle strade di Col San Martino. E questa bellissima giornata di sole e la tecnologia che abbiamo a disposizione ci consente anche di ammirare e di verificare, toccando praticamente con mano, le bellezze della zona. Nel frattempo continua l'assolo di Alessandro Cattani, del team Tecnipes hashtag in Emilia Romagna Caffè Borbone. Ci aggiungiamo anche chiaramente lo sponsor che è entrato in questa stagione a dare manforte alla formazione emiliano-romagnola, classe 2005, quindi ha compiuto da qualche giorno, l'8 marzo, praticamente 30 giorni fa, 21 anni. Ha partecipato alla settimana internazionale Coppie Bartali, insomma, manifestazione che si corre insieme ai professionisti, nonostante lui appartenga ad una formazione Continental, che è quella categoria, diciamo così, cuscinetto tra il dilettantismo e il professionismo vero e proprio, anche se non si è ancora, gareggiando nella categoria Continental, a tutti gli effetti formalmente dei professionisti. Attenzione, non entriamo nel ragionamento che ha causato tante critiche nei confronti dell'ex presidente della Federcalcio Gravina, che si è lanciato in un ragionamento su professionismo e dilettantismo che ha lasciato molto a desiderare, anche se io, insomma, credo come molti altri abbiamo capito cosa volesse dire, certo che gli è uscita male. Alessandro Cattani, appunto, che ha avuto la possibilità di mettersi in evidenza nell'ultima edizione della settimana internazionale Coppie Bartali, che si è corsa dal 25 al 29 marzo, giungendo 31esimo, insomma un piazzamento onorevole, visto che era una corsa con tanti atleti professionisti nella classifica generale. In precedenza ha partecipato in questa stagione anche al Giro di Sardegna, tra la fine di marzo, la fine di febbraio e l'inizio di aprile, 2 brevi corse a tappe che certamente lo hanno aiutato a diciamo, mettere a punto la condizione che gli sta consentendo di essere protagonista, quando mancano 35 km al traguardo, di questa importante e impegnativa dal punto di vista tecnico manifestazione.
sicuramente anche Francesco Chicchi, che è il direttore sportivo, che è in ammiraglia, che sta guidando le operazioni della formazione emiliano-romagnola, ex campione del mondo tra gli under 23, sarà felice del rendimento del suo ragazzo. Nel frattempo andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Il gruppo dei 26 inseguitori, nel frattempo c'è stato il passaggio anche al Gran Premio della Montagna con Alessandro Cattani, naturalmente, che abbiamo visto appunto transitare in prima posizione, alle sue spalle David Zanutta e Benjamin Eckersthofer. Diamo questi passaggi perché c'è anche una speciale classifica che al termine della manifestazione andrà a premiare chi avrà accumulato il punteggio maggiore nei vari Gran Premi della Montagna che sono previsti. Il vantaggio, l'ultimo cronometraggio effettuato ufficiale, dava ad Alessandro Cattani un vantaggio di 39 secondi, ora aumentato a 42, quindi ancora qualche secondino è riuscito a rosicchiare Alessandro Cattani nei confronti dei 26 atleti al suo inseguimento, appunto cronometrati a 42 secondi, vicino anche il gruppo, attenzione, perché il gruppo è 1 minuto e 17. Questo è il passaggio al Gran Premio della Montagna del Combai. Quindi 35 secondi tra il gruppo principale e i 26 atleti che sono all'inseguimento di Alessandro Cattani, che tutto solo sta guidando la corsa. Per quanto riguarda il team Tecnipes # in Emilia Romagna, nel gruppo di 26 che è all'inseguimento, chiaramente che sono i primi inseguitori di Alessandro Cattani, anche Tommaso Bambagioni, che abbiamo sentito prima, intervistato dalla nostra Eleonora Colizzi. Eleonora Colizzi, che la regia mi dice essere pronta per un nuovo collegamento. Com'è stata l'atmosfera al primo passaggio al muro di San Vigilio, Eleonora? Perché abbiamo già visto passare i corridori, immagino tu abbia visto atleti ancora, diciamo così, con una certa freschezza, tra virgolette, e alcuni abbastanza stanchi. Prego, Eleonora. Esatto, abbiamo appena visto il primo passaggio e, come dicevi tu, Silvio, non si mostravano molto stanchi. Il gruppo stava inseguendo il portacolori della Chemicals, ma era lì proprio alle calcagne, quindi diciamo che la situazione è, come vedete, ancora aperta. Primo passaggio generalmente tranquillo, vedremo il prossimo se si spezzeranno ancora o se proseguiranno a gruppo compatto. Grazie Eleonora, ti auguriamo nuovamente buon lavoro e andiamo ad ascoltare, se la regia è pronta, anche il secondo blocco di interviste che la nostra Eleonora Colizzi ha preparato per noi, interviste raccolte prima della partenza. Prego la regia con il secondo blocco. Stefano Masciarelli, una gara importante oggi per te e per la tua squadra. Sì, oggi è una gara molto importante e ci teniamo a provare a fare bene. Siamo una bella squadra e abbiamo diverse carte da giocare e cercheremo di fare il nostro meglio. Segui quindi le orme di tuo papà e di tuo nonno. È importante per te, insomma, continuare a correre così in una squadra così importante? Ma sì, sono molto felice di far parte di questa squadra quest'anno, è un team molto organizzato e mi trovo molto bene con loro. We are here with Sparfel Euben for Decathlon CM CGM. How do you feel today? Yeah, I feel really good. There is a beautiful weather and a beautiful race today, so we will see what the legs say. So, talking about this new season, 2026, which are your goals? My goal is to improve myself, I think. There is a lot of beautiful races that I didn't do last year, so maybe Tour de l'Avenir, Baby Giro, I would like to win some stages. And yeah, that the goal of the season with the World Championship at the end. Matteo Scalco per l'Astana Development Team, l'anno scorso un 6° posto per te, quest'anno invece? Sì dai, quest'anno forse arrivo qui non con le migliori sensazioni, ho avuto un paio di problemini di salute dopo la Coppia Bartali, però dai, siamo fiduciosi, abbiamo una bella squadra, tutta italiana e dai, vedremo come andrà la corsa. Visto che comunque hai già avuto l'opportunità di essere nei primi 10, secondo te dove si deciderà oggi la gara? Sicuramente il punto cruciale dopo la prima volta del San Vigilio, da lì esploderà la corsa e speriamo di farci trovare pronti.
Abbiamo sentito tra gli altri anche il corridore francese Aubin Sparfel che parlava in inglese, con ambizioni, il giovane 19enne della Decathlon CMA Development Team, della squadra Devo, della squadra sviluppo della formazione World Tour, tra l'altro formazione World Tour in cui approderà la prossima stagione il giovane Aubin Sparfel, con ambizioni direi decisamente interessanti, perché oltre a provare a fare bene oggi ha come obiettivo il Tour de l'Avenir, che è praticamente il piccolo Tour de France dedicato agli Under 23 e che il giovane francese di Epinal ha messo nel mirino. Vediamo se oggi Aubin Sparfel, della formazione appunto della Decathlon CMA, saprà essere protagonista. Nel frattempo un'immagine che ci fa capire che gli inseguitori si stanno avvicinando, perché l'ammiraglia al seguito di Alessandro Cattani lo ha superato, evidentemente non c'è più il divario sufficiente, noi siamo rimasti sempre ai 42 secondi di vantaggio rispetto ai 26 atleti, ma evidentemente questo vantaggio è leggermente sceso, perché se l'ammiraglia è stata invitata a superare il corridore del team Technipes in Emilia-Romagna, hashtag in Emilia-Romagna, Alessandro Cattani, evidentemente questa è la ragione. Abbiamo sentito appunto le interviste anche di Stefano Masciarelli e di Matteo Scalco insieme ad Aubin Sparfel. Ci sono tanti altri corridori che hanno la possibilità, e nelle loro corde naturalmente le caratteristiche per poter essere protagonisti. Vi segnalo anche la presenza di Enea Sambinello della UAE Team Emirates formazione development. Nel frattempo, sempre parlando di UAE Emirates, si sta correndo in contemporanea al Trofeo Piva, o meglio sarebbe il caso di dire si sta correndo il Trofeo Piva, in contemporanea appunto si sta correndo il Giro delle Fiandre, in contemporanea anche il Trofeo Piva, che ha questa scomoda concomitanza nella prima giornata, nella prima domenica di aprile, e siamo ormai nelle fasi finali per quanto riguarda il Giro delle Fiandre, e la situazione vede il campione del mondo Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel che stanno per andare a scalare a 18 km dal traguardo per l'ultima volta l'Ode Quaremont e poi il Paterberg prima del traguardo, quindi vedremo come andrà a finire i due grandi favoriti che si stanno contendendo questa grande corsa, appunto il Giro delle Fiandre. Bene, perfetto, allora mi dice la regia, che avevo collegata e mi stava parlando nell'auricolare, che abbiamo preparato anche un'intervista ai tanti appassionati, sempre raccolta dalla nostra Eleonora Colizzi, tanti appassionati assiepati sulla salita del Combai. Prego la regia con il contributo. Siamo proprio nel vivo adesso della salita del Combai, qua con qualche tifoso. Come sta passando la giornata oggi? Benissimo, oggi abbiamo trovato una giornata, il tempo ci ha graziato, anzi quasi invitante per partecipare a una giornata di gara, insomma. Il clima è favorevole? Avete mangiato? Sì, stuzzicato qualcosa, niente di che, sì. Però la domanda è lecita, per chi siete qui oggi? Noi seguiamo la Gragnano, la squadra toscana. Sembra adesso abbiamo un compagno di squadra in fuga, quindi per il momento incrociamo le dita, va tutto bene. Siamo con qualcuno di più giovane adesso, qualcuno che però non c'entra niente con il ciclismo, sono qui per godersi la giornata, però allo stesso tempo si godranno la gara. Sono felice di essere qua perché è un bel posto in mezzo alla natura e spero di godermi la giornata. Hai già mangiato? No, devo ancora mangiare. Beh, allora, buon pranzo. E ti chiedo, hai già visto una gara di bici? Sì. Beh, farei il tifo a qualcuno, a tutti? Sì. Siamo sulla salita del Combai, oggi è una giornata alternativa. Abbiamo qua dei tifosi. Per chi siete qui oggi? Noi rappresentiamo la Sissio Team, che è una squadra di Verona, e abbiamo i nostri ragazzi, speriamo di ben figurare e che vada tutto bene. Una giornata alternativa perché è Pasqua, c'è una bellissima giornata di sole, vi è andata anche bene. Cosa pensate di questa giornata e quali sono le vostre aspettative, insomma? Insomma, la giornata è meravigliosa, noi siamo qua anche per i nostri ragazzi che corrono e speriamo dei bei piazzamenti, insomma, noi ce la metteremo tutti, i ragazzi se la metteranno tutta, sono preparati bene, c'è altro che
la sfida è ardua perché è molto competitiva, ci sono squadre di alta fascia, comunque ce la metteremo tutta, insomma. Beh, io vi auguro un grosso in bocca al lupo per i vostri ragazzi e buona giornata di Pasqua allora. E auguri a tutti. Grazie ad Eleonora Colizzi per questa intervista di colore più che tecnica, anche se poi nella seconda parte dell'intervista siamo andati appunto ad ascoltare alcuni assistenti della formazione veronese della Sissio Team, che spera chiaramente che qualche suo rappresentante riesca ad essere protagonista. Ritorniamo in corsa perché abbiamo sempre al comando con il dorsale 113 Alessandro Cattani. L'ammiraglia lo aveva superato, però il suo vantaggio, attenzione, continua ad essere, su un gruppo di 28 atleti che vedete inquadrato sulla destra, di ben 48 secondi, quindi è addirittura aumentato, quindi l'ammiraglia è passata perché la direzione corsa l'ha invitata a superare il corridore, ma allo stesso tempo anche Alessandro Cattani è riuscito ad aumentare il proprio vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori, veramente importante. L'azione del ragazzo della team Tecnipes, hashtag in Emilia Romagna, che si sta rendendo protagonista di un'ottima prova quando per lui mancano praticamente poche centinaia di metri al passaggio a Col San Martino, dove sentirà anche sulla linea del traguardo il suono della campana per poi andare ad affrontare l'ultima tornata che misura 24 km e 300 metri, c'è un po' di discrepanza rispetto a quello che vedete in grafica, sono circa 26 km che mancano al traguardo rispetto ai 24 km e 300 metri che indica la grafica, poco male, la situazione più o meno ci siamo rispetto alla marcia ufficiale, alla cronotabella ufficiale con Alessandro Cattani che continua a pedalare con ottimo ritmo, con un'ottima cadenza di pedalata e soprattutto anche con una importante efficacia, questo a dimostrazione della condizione particolarmente felice che è riuscito a raggiungere dopo le due brevi corse a tappe, Giro di Sardegna e Settimana Internazionale Coppie Bartali, a cui ha avuto l'opportunità e la possibilità di partecipare. Non ci sono successi per lui nella sua carriera giovanile, tante piazzamenti anche in manifestazioni importanti, però non ha ancora assaporato la gioia, almeno nella categoria dilettantistica, e stiamo parlando della categoria Under 23, di alzare le braccia al cielo. Praticamente dalla 2025, dalla stagione 2025, corre in questa formazione. Eccolo il passaggio sulla linea del traguardo, per lui ultimi 24 km e 300 metri. Ora tra 1 chilometro circa affronterà la curva sulla sinistra per andare ad attaccare per la seconda volta il muro di San Vigilio. Nel frattempo alle sue spalle si è sganciato un corridore in solitaria. Vediamo se riusciamo ad individuare anche di chi si tratta. Non sono riuscito a leggere il numero purtroppo. Eccolo qua, il dorsale 145, Enea Sambinello, e lui, attenzione, uno dei favoriti di questa manifestazione, Enea Sambinello, che corre in questa importante formazione sviluppo, la formazione giovanile, anche lui emiliano di Bologna, classe 2006, invece in questa stagione, il 22 marzo scorso, è riuscito a conquistare il successo al trofeo internazionale dell'Arrabida in Portogallo, che lui ha partecipato al Giro di Sardegna, all'Istrian Spring Tour, si è tenuto lo scorso mese di marzo, giungendo 12° nella classifica generale. Sempre in Portogallo ha partecipato
sempre nel mese di marzo, alla Volta a Alentejo, una corsa a tappe di 5 giornate, dove ha concluso 13° nella classifica generale, un altro giovane molto molto interessante. Nel frattempo inizia la salita per Alessandro Cattani, la salita del Muro di San Vigilio. Siamo ancora nella parte già impegnativa, ma non come lo sarà la seconda. Enea Sambinello nel frattempo ha già attaccato la salita di San Vigilio, lo vedete, alle sue spalle sta arrivando un altro corridore, si tratta del dorsale 76 Luca Attolini della MGK Vis Costruzioni. Ecco, ora Alessandro Cattani si trova nel tratto più impegnativo, mancano circa 200 metri al passaggio al Gran Premio della Montagna. Vedete, ha dovuto inserire obbligatoriamente il rapporto più agile che ha a disposizione, da seduto, senza alzarsi sulla sella, ma deve chiaramente anche scomporsi rispetto alla, anche dal punto di vista stilistico, situazione che ha mantenuto nel tratto in pianura per superare le dure rampe del Muro di San Vigilio. Secondo passaggio al Muro di San Vigilio, dove molto probabilmente si andrà a definire nella terza e ultima tornata, quindi il prossimo passaggio si andranno a definire le gerarchie di questa 77esima edizione del Trofeo Piva. Ottima l'andatura davvero di Alessandro Cattani, che ormai è al Gran Premio della Montagna, ancora qualche decina di metri. Ecco, in questo momento supera il Gran Premio della Montagna, si volta anche per capire quale sia la situazione alle sue spalle. In precedenza abbiamo visto Enea Sambinello che sta arrivando, il suo ritardo è comunque di una trentina di secondi ad occhio e croce. Nel frattempo mi sembra sia stato nel frattempo raggiunto Luca Attolini. Enea Sambinello transita in seconda posizione al Gran Premio della Montagna. Tra poco avremo la possibilità di darvi anche i ritardi ufficiali. Questo è il folto gruppo all'inseguimento dei due battistrada e ciò che resta del gruppo di 28 atleti, chiaramente, che era cronometrato in precedenza alle spalle di Alessandro Cattani, che ora, dopo aver completato il tratto in discesa, inizia piano piano, con pendenze molto lievi, con questa strada che tira praticamente leggermente all'insù, e lo porterà a breve ad andare ad affrontare le rampe del Combai. Per l'ultima volta vedremo la salita del Combai, prima di prepararci, dopo lo scollinamento al Gran Premio della Montagna, di fare un nuovo collegamento con la nostra Eleonora Colizzi, che si trova sul Muro di San Vigilio, per chiederle che tipo di attesa si respira per l'ultimo e definitivo passaggio. Bene, bella questa immagine che ci consente di vedere sulla sinistra il battistrada Alessandro Cattani, sulla destra il suo immediato inseguitore Enea Sambinello. Va a cercare nelle sue tasche degli zuccheri, delle maltodestrine a rapida assimilazione per, diciamo, avere le forze per continuare ad essere protagonista in questi ultimi 20 km di gara. Si fa un po' più scomposta, ma comunque sempre efficace l'azione di Alessandro Cattani, che sta andando verso l'attacco della salita del Combai per la 10ª e ultima volta. Salita del Combai che un tempo rappresentava, diciamo, l'asperità di questa corsa, perlomeno quando io ho fatto le mie esperienze a Col San Martino. Poi con gli anni, con, diciamo, le performance che aumentavano, l'organizzazione ha sentito l'esigenza naturalmente di rendere più impegnativa la propria prova di Col San Martino, andando ad inserire altri strappi, tra cui da diverse stagioni appunto il Muro di San Vigilio, che è diventata la caratteristica
principale, lo spauracchio principale di tutti i partecipanti al Trofeo Piva, giunto in questo 2026 alla 77esima edizione. Mentre vi do un piccolo aggiornamento su quanto sta accadendo nelle Fiandre, siamo a 10 km dal traguardo, abbiamo una situazione con Tadej Pogačar solo al comando, a 15 secondi Mathieu van der Poel, a 1 minuto e 04 abbiamo Remco Evenepoel, a 1 minuto e 40 abbiamo Wout van Aert, i 4 grandi tenori che non sono insieme, sono ognuno in solitudine e per conto proprio, ma davanti a tutti c'è il campione del mondo Tadej Pogačar che sta andando a conquistare ed entrando nel club ristretto di coloro che sono riusciti a vincere per 3 volte in carriera il Giro delle Fiandre. Sta andando a conquistare la 3ª edizione appunto della prova monumento del Giro delle Fiandre. Sulla sinistra invece a Col San Martino al Trofeo Piva la testa della corsa con Alessandro Cattani, al suo inseguimento Enea Sambinello. Vediamo anche gli ultimi aggiornamenti sui distacchi. Abbiamo praticamente la differenza tra Cattani e Sambinello è di 28 secondi, occhio croce, avevo detto 30, invece sono 28 secondi. Abbiamo poi con il dorsale 74 Adam Rafferty della Agence Berman Jayco, formazione development della Jayco Alula, che è transitato al Gran Premio della Montagna di San Vigilio con un ritardo di 44 secondi dal battistrada, pertanto 16 secondi da Enea Sambinello, quindi una situazione in continua evoluzione, ma fa bene comunque Alessandro Cattani a crederci, a continuare a pedalare con la necessaria determinazione. Per lui poco meno di 20 km al traguardo e la sua pedalata continua ad essere una pedalata assai efficace. Sta cercando il rapporto più ideale per andare ad attaccare le prime rampe del Combai, tra poco inizierà sotto le sue ruote la salita appunto del Combai per l'ultima volta, una salita abbastanza pedalabile dove però bisogna continuare a fare ritmo, considerato che dietro praticamente gli inseguitori sono spianati per andare a riprendere il portacolori del team Technipes, hashtag in Emilia Romagna. Non ha purtroppo il supporto dell'ammiraglia, troppo brevi i distacchi per consentire all'ammiraglia della sua formazione di rimanere alle sue spalle. Vedete quell'auto davanti ad Enea Sambinello, immagine sulla destra, è l'auto della direzione corsa che sta gestendo la situazione. Già iniziata la salita, mani basse per Alessandro Cattani, un'azione più scomposta rispetto all'azione che riusciva a mantenere in precedenza, d'altronde sta dando tutto ciò che ha a disposizione, sta, come si dice in gergo, raschiando il barile delle energie che sono rimaste. Il giovane 21enne della team Technipes, hashtag in Emilia Romagna Caffè Borbone, 1,91 la sua altezza, quindi un atleta sicuramente abile a pedalare sul passo grazie alle lunghe leve che ha a disposizione. Ora la salita si fa decisamente più impegnativa, nulla a che vedere con le dure rampe del muro di San Vigilio, ma comunque per un corridore solitario chiaramente pendenze che si fanno sentire. Con il nostro drone gestito da Andrea Tonin che sta lavorando nella zona del Combai, andiamo a pescare proprio il battistrada con questa bella immagine dall'alto e lo accompagniamo nella sua scalata al Gran Premio della Montagna di Combai, Gran Premio della Montagna di Combai che terminerà tra poche centinaia di metri. ...390 metri di quota, poi si va in discesa in picchiata verso Guia, Follo, Colbertaldo, Col San Martino, però senza transitare sulla linea del traguardo. Deviazione qualche centinaio di metri prima della linea del traguardo per andare, appunto senza transitare come è avvenuto in precedenza sulla linea del traguardo, per andare ad affrontare
per la terza e ultima volta il Muro di San Vigilio. Al Gran Premio della Montagna mancheranno solo 1200 metri. Azione un po' scomposta, ma continua ad essere assolutamente efficace, quella di Alessandro Cattani. Il suo vantaggio 32 secondi, quindi è salito il suo vantaggio su Enea Sambinello, dorsale numero 45. A 45 secondi c'è il dorsale numero 29 e si tratta di Leonardo Vesco della BS Carrera Premac. A 53 secondi abbiamo invece il gruppo di 26-28 atleti che ha caratterizzato a questo punto la parte decisiva di questa corsa. Quindi non c'è stato lo spazio per il gruppo principale per ritornare, diciamo, dove la corsa si sta decidendo. Ultime centinaia di metri per Alessandro Cattani, nel frattempo una situazione che continua a modificarsi. A 50 secondi abbiamo i dorsali numero 6 e si tratta di Riccardo Lorello della Società Ciclisti Padovani, dorsale numero 43 e si tratta di Seppe Lehmann, il belga della Chemicals Espersa Cycling. E poi abbiamo il dorsale 65, Christian Remelli della General Store. Questi tre atleti pedalano con un ritardo di 50 secondi dal battistrada. Nel frattempo il gruppo, i tre che vi ho appena citato, sono stati ripresi dal gruppo di 25, quindi abbiamo sempre questo gruppo di una trentina di atleti che si sta giocando il successo alla 77esima edizione del Trofeo Piva, davanti a tutti però Alessandro Cattani, e Alessandro Cattani bisogna andarlo a prendere se si vuole vincere il Trofeo Piva. Alessandro Cattani che sta arrivando al Gran Premio della Montagna di Combai, mancano per lui circa 500 metri allo scollinamento e poi potrà iniziare a lanciarsi in discesa e anche recuperare un po' di forze che torneranno certamente utili quando la strada spianerà nuovamente, ma soprattutto quando si andrà ad attaccare di nuovo per la terza e ultima volta il Muro di San Vigilio. 20 secondi il suo vantaggio, questo viene segnalato in grafica, quindi c'è stata una reazione da parte di Enea Sambinello che tutto solo sta cercando di riportarsi sul battistrada. Ha recuperato qualcosa Enea Sambinello. Al Gran Premio della Montagna avremo un nuovo aggiornamento ufficiale. Quindi abbiamo il primo inseguitore di Alessandro Cattani e Enea Sambinello, il secondo inseguitore Leonardo Vesco della BS Carrera Premac. Tra poco saremo in grado di darvi anche i distacchi. Gran Premio della Montagna per Alessandro Cattani. Ora breve tratto in falsopiano. Quando transiteranno anche il secondo Enea Sambinello ed il terzo Leonardo Vesco, andremo nuovamente dalla nostra Eleonora Colizzi per un collegamento durante la discesa, per un collegamento con il Muro di San Vigilio, dove c'è certamente grande attesa per capire cosa accadrà nella terza e ultima tornata. Nel frattempo attendiamo il passaggio ai Gran Premi della Montagna, il nostro drone continua a seguire in lontananza Alessandro Cattani, ora stiamo andando a cercare invece gli inseguitori di Alessandro Cattani. Questo è il gruppo all'inseguimento, però tra il gruppo e Alessandro Cattani ci dovrebbero essere Enea Sambinello e Leonardo Vesco, che nel frattempo dovrebbero essere transitati anche al Gran Premio della Montagna. Attendiamo che arrivi l'informazione ufficiale da parte di Radio Corsa. Nel frattempo siamo entrati abbondantemente negli ultimi 20 km di gara. Bene, vi daremo più tardi, dalla regia mi dicono che è pronto il collegamento con Eleonora Colizzi. Bene Eleonora, ti ripasso la linea perché tu ci possa raccontare l'attesa che si sta vivendo sul Muro di San Vigilio, appunto aspettando il terzo e ultimo passaggio, quello probabilmente decisivo che andrà a definire le gerarchie di questa 77esima edizione del Trofeo Piva. A te Eleonora.
Scusami Eleonora, perdonami, tengo la linea un attimo perché nel frattempo c'è stato il riaggancio da parte di Enea Sambinello che è andato a raggiungere Alessandro Cattani. A te la linea Eleonora. Emozioni ed è per questo che abbiamo okay, dopo. Sei in onda Eleonora, prego. Abbiamo appena visto il secondo passaggio sul muro di San Vigilio, tante emozioni, un'atmosfera bellissima e infatti abbiamo fermato qualche tifoso, qui abbiamo Alessio e chiediamo a lui com'è l'atmosfera. Ciao a tutti, qua l'atmosfera è caldissima, tanta gente, una giornata così bella di Pasqua, adesso aspettiamo l'ultimo passaggio, vediamo come va a finire. Mi ha raccontato insomma che è venuto qui a fare il tifo a qualcuno in particolare. A Mattia Negrente, ieri abbiamo fatto la recon del Combine insieme perché lo conoscevo e niente, adesso speriamo che tenga sull'ultimo passaggio. Abbiamo fermato anche perché sta seguendo 2 gare in contemporanea, perché se guarda la nostra diretta sta guardando anche il Giro delle Fiandre, insomma un tifo per tutti. Esatto, ormai Tadej ce l'ha fatta, quindi bene, vediamo domenica prossima come va. Esatto, allora ringraziamo Alessio per il suo intervento e forza allora a tutti i ragazzi per gli ultimi chilometri. Grazie Eleonora per questo ultimo passaggio, questo ultimo collegamento prima del traguardo. Chiaramente probabilmente ci sarà la possibilità di raccogliere qualche intervista ai protagonisti dopo il traguardo. Davanti si è formata una coppia perché, come vi dicevo prima del collegamento, Enea Sambinello della UAE Team Emirates ha raggiunto Alessandro Cattani, Team Tecnipes # in Emilia Romagna, quindi si è formata questa coppia al comando, una coppia che a questo punto, unendo le forze, ha concrete possibilità di andare a giocarsi il successo in questa 77esima edizione del Trofeo Piva. I primi inseguitori sono cronometrati a 27 secondi, quindi non bisogna assolutamente distrarsi, vietatissimo distrarsi perché gli inseguitori sono vicinissimi. Scusate, nel frattempo, come diceva anche il nostro appassionato che stava seguendo anche ciò che accadeva al Giro delle Fiandre, confermiamo che Tadej Pogačar ha conquistato il successo al Giro delle Fiandre davanti a Mathieu van der Poel, entrambi sono arrivati uno alla volta, quindi non insieme, e poi ci dovrebbe essere in terza posizione Remco Evenepoel. Nel frattempo c'è stata una caduta, attenzione, perché in questa discesa dal Combine purtroppo Enea Sambinello ed Alessandro Cattani hanno perso aderenza e si sono rialzati, fortunatamente si sono rialzati, niente di grave, ma allo stesso tempo sono stati raggiunti dal gruppo al loro inseguimento che era cronometrato al Gran Premio della Montagna a 27 secondi di ritardo. Vedete, il ciclismo purtroppo è anche questo, ci sono le salite, ci sono le discese che sono molto veloci, vedete come l'organizzazione abbia messo in sicurezza i punti più delicati. Questa è la discesa del Combine, ancora più delicata sarà la discesa successiva che i corridori affronteranno dopo aver superato l'ultimo passaggio al muro di San Vigilio, ma il ciclismo è anche questo, e anche le discese fanno parte del gioco e in discesa bisogna essere determinati ma allo stesso tempo puliti nelle traiettorie. Questo, se non sbaglio, è proprio Alessandro Cattani che si è rialzato, ha avuto la possibilità di rialzarsi immediatamente e sta cercando di non perdere contatto. Tra poco la regia sarà in grado anche di riproporci il replay, eccolo qua, con Enea Sambinello in prima posizione. Questo è il replay, vedete questa curva sulla destra messa in sicurezza con quei materassi, poi successiva curva sulla sinistra e qui Enea Sambinello ha purtroppo sbagliato la traiettoria, una caduta con Alessandro Cattani che non ha potuto evitare Enea Sambinello che era caduto davanti a lui. Abilissimo Alessandro Cattani a rialzarsi, è proprio questo corridore che vedete inquadrato e sta cercando di riportarsi sul gruppo che nel frattempo, gruppo non foltissimo, stiamo parlando sempre di quel gruppo di una trentina di unità che era già selezionato quando siamo entrati negli ultimi 50 km con le prime immagini in diretta. Purtroppo davvero per Enea Sambinello ed Alessandro Cattani. Alessandro Cattani rientra, Enea Sambinello l'abbiamo visto rialzarsi anche lui, però non abbiamo informazioni e soprattutto non abbiamo immagini per capire se anche lui avrà la possibilità di rientrare. Alessandro Cattani, protagonista di un'ottima prova fino a questo momento, insomma
niente di grave per lui perché è riuscito a rientrare, quindi le carte che si sono rimescolate. Abbiamo in testa alla corsa questo gruppo formato da una 25 unità circa. Questi sono gli inseguitori, sono altri atleti che nel frattempo avevano perso contatto, però salendo verso il combine la nostra motoripresa li supera per poterli riprendere davanti a loro invece c'è la parte più folta di questo gruppo che era formato da una trentina di atleti. Eccola qua, questa è la testa della corsa, dove ora un po' tutti stanno cercando di capire come poter organizzare questi ultimi chilometri di gara. Le asperità che sono in programma, solo una, molto cattiva, ed è il muro di San Vigilio. Sulla sinistra la testa della corsa con il dorsale allora non ho visto bene il dorsale, comunque è un atleta della Hagens Berman Jaiko. Allora dalla regia mi suggeriscono che dovrebbe essere l'atleta con dorsale 74, si tratta di Adam Rafferty della Hagens Berman Jaiko, che è stato raggiunto da un altro corridore, ma vedete che la situazione è in continua evoluzione, si sta scendendo verso Col Bertaldo e poi si andrà in direzione Col San Martino. Rafferty comunque atleta di grande qualità, ma meno di 10 km dal traguardo. Con questo gruppo ora andiamo ad attendere. Allora, un gruppo formato da 18 atleti, da cui ora sono evasi questi quattro che vedete sulla sinistra. Tra poco andremo a raccogliere anche i loro numeri. Allora c'è Rafferty con la maglia viola, dorsale numero 74. Vediamo che arrivino anche da Radio Informazioni scusate che io nel frattempo metto gli occhiali per cercare di vedere meglio e di cogliere. Eccoli qua, è arrivata ora l'informazione ufficiale. Abbiamo il dorsale numero 6 Riccardo Lorello, società ciclisti Padovani Polo Cherry Bank, con il dorsale numero 23 portacolori della Bahrain Victorious Lender de Ghent, corridore belga, con il dorsale 29 Leonardo Vesco della BS Carrera Premac, con il dorsale 74 Adam Rafferty della Hagens Berman Jaiko irlandese. Quindi questa è la composizione del quartetto al comando. Alle loro spalle un gruppo di primi inseguitori formato da 14 elementi. Questo in prima posizione è Leonardo Vesco, che sta facendo l'andatura. Tutti chiaramente stanno lavorando con determinazione senza far mancare il proprio apporto. L'occasione è ghiotta per tutti e quattro naturalmente. Meno di 10 km dal traguardo, si sta andando verso Col San Martino, non si transiterà sulla linea del traguardo. Qualche centinaio di metri prima la corsa virerà sulla destra per andare a girare intorno, diciamo, in una strada parallela alla linea del traguardo ed andare poi successivamente ad attaccare per l'ultima volta il muro di San Vigilio. Abbiamo anche la composizione degli atleti del gruppo degli inseguitori: Bock, Fitzke, Quaglia,
San Martin, Feldhofer, Bicelli, Arsac, Remelli, Bambagioni, Cattani, Schmidt, Boldirev, Basaraba e Scalco. Il vantaggio dei 4 battistrada quando mancano 8 km al traguardo è di 12 secondi, quindi nulla è deciso assolutamente. Situazione da vivere con grande palpitazione fino alle ultime pedalate, perché il vantaggio è veramente minimo per i 4 battistrada nei confronti del gruppo di 14 corridori che compone il primo gruppo inseguitore. Ormai credo non abbiamo più informazioni sul gruppo principale, credo però ormai tagliato fuori. Qui abbiamo con il dorsale 141 Matvei Boldirev della team Emirates, che è uscito da solo nel tentativo di riportarsi sui 4 battistrada dopo aver in qualche modo cercato di difendere l'attacco di Enea Sambinello, che sfortunatamente è scivolato in discesa scendendo dal Combai, portando con sé anche lo sfortunato Alessandro Cattani. Sta cercando appunto di riportare in gioco la propria formazione, la UAE Team Emirates, formazione development. Siamo ormai vicinissimi a Col San Martino, anzi siamo entrati proprio in questo momento, la corsa è entrata proprio in questo momento nel territorio comunale di Col San Martino. Tra qualche centinaio di metri si girerà sulla destra. Nel frattempo vedete che tra i 4 è Leonardo Vesco della BS Carrera Premac, che ha chiesto una maggiore attenzione e determinazione. Non bisogna assolutamente rilassarsi, bisogna cercare di arrivare per questi 4 con un vantaggio insomma il più ampio possibile nel momento in cui si andrà ad attaccare per la terza e ultima volta il muro di San Vigilio. Allo stesso tempo anche cercare di mantenere le forze per superare quella durissima rampa nel miglior modo possibile, nel tentativo chiaramente di staccare anche gli avversari. Però il gruppo alle loro spalle è molto molto vicino, lo vedete nell'inquadratura sulla destra, sono 3 gli atleti, no, sono 4, 5 forse, eccoli qua, sono 5 gli atleti che nel frattempo si sono sganciati. Il loro ritardo è salito a 19 secondi rispetto ai battistrada. E attenzione per la Bahrain Victorious, davanti c'è De Ghent e dietro tra i 5 vedete il compagno di squadra Feldhofer, che non collabora, anzi disturba come è giusto che sia dal punto di vista tattico. Eccola qua la deviazione sulla destra senza andare a transitare sulla linea del traguardo, quindi per andare ad aggirare proprio il traguardo e poi successivamente andare ad attaccare il muro di San Vigilio. Praticamente mancano 3.800 metri al traguardo in questo punto. Lorello, De Ghent, Vesco, Rafferty. 2 italiani, un belga e un irlandese. Riccardo Lorello della Padovani Polo Cherry Bank, Leonardo Vesco BS Carrera Premac, Lender De Ghent Bahrain Victorious, Adam Rafferty Agens Bermans. Il ritardo dei 5 inseguitori viene aggiornato a 18 secondi di ritardo, quindi situazione che si è stabilizzata. Attenzione perché alle spalle dei 5 primi inseguitori c'è anche ciò che rimane del gruppo principale, quindi un altro gruppetto di 9 atleti che è vicinissimo nel frattempo, quindi situazione in evoluzione, ma nel frattempo se i distacchi sono minimi continua a scendere anche il chilometraggio che manca per raggiungere la linea del traguardo, poco più di 3 chilometri in questo momento. Altra curva sulla sinistra per andare a completare l'aggiramento del rettilineo d'arrivo e per rimettersi poi sulla strada che porta all'attacco del muro di San Vigilio. 225 metri di quota, una quota assolutamente
che non spaventa, ma spaventa chiaramente la pendenza per arrivare ai 225 metri del muro di San Vigilio, questa scoperta degli organizzatori della C-Col San Martino, che tra poco potranno mettere in cantiere anche l'edizione 2026 del Trofeo Piva. Continua a mancare l'accordo tra i 4 uomini di testa, perché nel frattempo soprattutto Lorello e Rafferty cercano di risparmiare energie. Siamo ormai in vista dell'attacco al muro di San Vigilio, un po' più determinati in questa fase De Gendt e Leonardo Vesco. Ormai ci siamo, tra poco Lombardo di Karate Brianza, Leonardo Vesco, anche lui classe 2005, compirà 21 anni il prossimo 30 luglio. Ci siamo, Rafferty non ce la fa più, perde contatto, l'irlandese Rafferty, probabilmente è un problema di crampi per lui, perde contatto ancora prima di andare ad iniziare, sì, problema di crampi, classica posizione che si assume nel momento in cui hai i crampi alla coscia, mi è sembrato la coscia destra, che non ti consentono più di pedalare, quindi rimangono in 3, non c'è più Rafferty, rimangono in 3 a questa fase, quando mancano 2 km al traguardo, attenzione, pertanto 800 metri ancora di salita per arrivare al muro di San Vigilio, quindi rimangono davanti Lorello, sulla sinistra avete visto le motostaffette, si gira a sinistra e si inizia a salire 700 metri al Gran Premio della Montagna, i primi centinaia di metri insomma con pendenze meno cattive, le ultime centinaia di metri con pendenze invece cattivissime. All'inseguimento sempre i 5, si tratta di Feldhofer, di Bicelli, di Remelli, di Bambagioni e di Boldirev. All'inseguimento a questo punto di questo terzetto, non più un quartetto, formato da Lorello, De Gendt e Vesco. Lorello in prima posizione, De Gendt in seconda, Vesco in terza posizione. Dei 3 è quello più scomposto, Leonardo Vesco, in questi primi decine di metri di salita. Prova a forzare il ritmo Riccardo Lorello della Padovani Polo Cherry Bank, curva sulla sinistra, le pendenze diventano ancora più cattive, perde qualche metro Leonardo Vesco, sembra in difficoltà a tenere il ritmo di Lorello anche il belga De Gendt, sembra avere la possibilità Riccardo Lorello di avvantaggiarsi, ma De Gendt tiene duro sulla sua ruota, perde probabilmente definitivamente terreno invece Vesco. Ora è De Gendt che rilancia l'azione e qualche difficoltà la palesa invece Riccardo Lorello, che è stato il più attivo nella prima fase della salita, ora probabilmente sta pagando un po' dazio. E anche De Gendt ha chiesto troppo, e Riccardo Lorello inizia la sua progressione ormai vicinissimo allo scollinamento. Riccardo Lorello che va a scollinare in prima posizione, per lui solo 1200 metri, ma attenzione perché sta arrivando fortissimo alle spalle Bambagioni che stava salendo con un ritmo velocissimo e bisognerà attendere la discesa, perché non è un caso che le cose si siano già rimescolate lungo la discesa, perché i distacchi sono assolutamente minimi. Riccardo Lorello che nella Ponte di Piave Valdobbiadene, quindi eravamo vicini a Colle San Martino, è arrivato in terza posizione nella tappa appunto Ponte di Piave Valdobbiadene che si è corsa il 28 marzo e faceva parte di una delle frazioni della settimana ciclistica internazionale Coppie Bartali. Ora con il nostro drone e ora ritorniamo con la motoripresa, ritorniamo su Riccardo Lorello che tutto solo sta cercando di portare a termine questo
che sarebbe per lui assolutamente un'impresa, e non voglio nemmeno immaginare la gioia, 300 metri al traguardo per iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro della 77esima edizione del Trofeo Piva Col San Martino per Riccardo Lorello. Riccardo Lorello, 23 dicembre 2005, va a conquistare il successo in solitaria. Riccardo Lorello al Trofeo Piva. Non crede a ciò che è riuscito a fare, ma è tutta tua, è tutta tua. In seconda posizione Bambagioni, in terza posizione credo si tratti di De Ghent, anche se la sagoma mi sembrava quella del compagno di squadra. No, era proprio De Ghent, Quindi abbiamo un ordine d'arrivo: Lorello, Bambagioni, De Ghent. Direi che vedete come i corridori stiano arrivando veramente uno ad uno. La corsa si è rivelata, come da attese, particolarmente impegnativa, soprattutto per questo finale reso spettacolare da questa straordinaria salita del muro di San Vigilio. Avete visto come tra Lorello e De Ghent sembrava una sfida allo sfinimento, e poi a crollare è stato il belga De Ghent, e a trovare le forze invece per fare la differenza, e poi anche la lucidità per affrontare le difficoltà della successiva discesa. Le forze le ha trovate Riccardo Lorello, che va a conquistare il successo. Da decenni la Padovani non vinceva il Trofeo Piva. Vado velocemente anche a verificare da quanti anni questo non accadeva. Diciamo che sono cambiate molte cose rispetto al 1972, quando l'ordine d'arrivo vide in prima posizione Fochesato della Società Ciclisti Padovani, in seconda posizione Darè, in terza posizione un signore che risponde al nome di Francesco Moser. Dal 1972 la Padovani non vinceva il Trofeo Piva internazionale di Col San Martino, e ricordo quando io correvo la Ciclisti Padovani, il povero Severino Rigoni, il nostro direttore sportivo, quanto tenesse a questa manifestazione che preparavamo veramente sempre con grande attenzione e con grande determinazione, senza però riuscire, perlomeno in quegli anni, a regalargli la gioia del successo. Il successo della Ciclisti Padovani ora ritorna nella stagione 2026, e immagino anche la felicità di tutto dei dirigenti della formazione, dello staff tecnico, in primis il presidente Galdino Peruzzo, che da tanti anni è impegnato nel riportare i colori della Padovani dove meritano di stare, e direi che questa è sicuramente una grande gioia per tutto l'ambiente. Qui vediamo alcune immagini, queste sono ancora immagini in diretta, del gruppo che sta transitando, il gruppo principale che sta transitando al Gran Premio della Montagna del Muro di San Vigilio. Nel frattempo si è già consumato l'epilogo di questa manifestazione. Questo è il gruppo principale, quello più numeroso, che non è mai riuscito però, da quando siamo entrati in diretta e mancavano più di 50 km al traguardo, non è mai riuscito a rientrare nel vivo della corsa. C'è anche chi si diverte salendo su una ruota solo, insomma ci sono ancora diverse energie, evidentemente per Diego Nembrini della General Store, che ha avuto la capacità e la gamba di salire con una ruota sola, impennando la ruota anteriore. Bene, prima del podio e delle premiazioni, che con piacere vi proporremo, dalla regia mi dicono che è pronta una breve striscia pubblicitaria. Prego regia con la pubblicità.
Bene, ritorniamo in diretta per seguire le immagini della preparazione del podio, perché qui vediamo i primi tre che tra poco saliranno appunto sul podio, con Riccardo Lorello felicissimo che saluta. Credo, mi dicono dalla regia, che c'è la possibilità di collegarsi con la nostra Eleonora Colizzi, che è lì proprio nella zona del... No, sei ancora su San Vigilio, vedo alle tue spalle che stanno già smontando tutte le strutture che erano state preparate. A te, Eleonora, per un commento a questo punto finale, prima di attendere invece Andrea Finn, che sta raggiungendo, dopo essere sceso dalla moto, sta raggiungendo con la propria telecamera i protagonisti per sentire le loro voci a caldo. A te, Eleonora. Sì, sono ancora sul muro di San Vigilio, è stata un'emozione grandissima, abbiamo visto proprio a 100 metri dal GP Rello che è riuscito a staccare gli altri due, De Kend e Bambaggioni, quindi è stata veramente un'emozione, l'atmosfera caldissima e tantissimi applausi da parte del pubblico. E questo tuo esordio, Eleonora, ci dici qualcosa delle emozioni che hai vissuto tu prima di salutarti e darti appuntamento chiaramente alle prossime produzioni di ciclismoweb.net? Certo, intanto vi ringrazio tantissimo, è stata un'emozione per me, insomma è stata la prima volta e anche sotto un'altra veste è stata veramente un'emozione grande. Grazie Eleonora, sentiamo dalla tua voce che sei emozionata. Grazie anche per l'ottimo lavoro e per l'ottimo contributo al lavoro della nostra squadra, che oggi ha avuto il piacere di proporvi una manifestazione veramente molto spettacolare. Grazie ad Eleonora Colizzi, che sentiremo chiaramente nelle altre produzioni, nelle tante produzioni che abbiamo in programma, nell'attesa di andare ad ascoltare la voce dei protagonisti. Qui vedete con la nostra telecamera stiamo seguendo i preparativi. Abbiamo Andrea Finn che è proprio con il vincitore, con Riccardo Lorello, il toscano di Firenze, neo ingaggiato in questa stagione 2026 dalla società ciclisti padovani Polo Cherry Bank. Ti cedo la linea, Andrea, per l'intervista al trionfatore. Grazie Silvio. Riccardo Lorello, ci mancava solo la vittoria in questo avvio di stagione, potevi dirlo che volevi tenerla per il trofeo Piva? Diciamo che vincere non è facile e essere qua oggi è stata dura, perché fino a fine stagione dell'anno scorso me lo sono tenuto per me, ma ho avuto una miocardite e mi ha tenuto fermo 3 mesi e diciamo che grazie alla mia famiglia e a tutte quelle persone che mi sono state vicine, quest'inverno ho dato il massimo per essere in forma e onorare la maglia che mi è stata data, e quindi diciamo che questa vittoria ha un sapore diverso, perché è stata sudata e nessuno sa quanto è stata dura, perché ho rischiato anche di non ripartire e oggi è stato emozionantissimo vincere in questa maniera. Poi ascolta, raccontaci questo finale di corsa, perché l'abbiamo visto, ma visto dai tuoi occhi com'è stato? Visto dai miei occhi è stata diciamo più una questione di tattica, comunque anche di scaltrezza, perché mi sarei potuto benissimamente giocare le chance in volata, ma diciamo che avevo sprecato troppo per anticipare la salita finale lunga, e poi sono stato ripreso quasi in cima e da lì ho deciso di provare ad anticipare. Poi per fortuna un ragazzo dell'Agens ha anticipato, gli sono andato dietro e abbiamo preso quel margine di tempo che ci ha permesso di imboccare l'ultimo strappo con qualche centinaio di metri, e poi ho dato tutto e con il boato che c'era sull'ultimo strappo non ho sentito niente. Terzo sul gradino del podio di professionisti, primo nella prima grande classica internazionale riservata agli Under 23. Questo 2026 è davvero magico. Sì, è magico e lo devo a tutte le persone che mi stanno vicino, che credono in me, e questo è per loro. Io do il massimo in bici e loro mi supportano dall'esterno. Il presidente Galdino Peruzzo, il vice Martino Scarso e Alberto Ongarato ti stanno seguendo, ti hanno seguito da bordo strada e soprattutto in diretta. Cosa vuoi dirgli? Che ce l'abbiamo fatta. Grazie.
E allora Silvio, con questa soddisfazione di una maglia che tu conosci bene, la linea torna allo studio. Grazie Andrea, e si è colta tutta l'emozione di Riccardo Lorello nel raccontare anche l'avvicinamento a questa stagione 2026 che stagione del rilancio per lui doveva essere, con questa nuova maglia e questa fiducia che è stata riposta in lui da Galdino Peruzzo, da Alberto Ongarato, da Martino Scarso, da tutto lo staff tecnico, Alessandro Petacchi, il team manager della formazione, da tutto lo staff tecnico della Società Ciclisti Padovani, e lui ha risposto, come già hai ricordato tu, con ottime prestazioni nelle varie manifestazioni anche con i professionisti a cui ha partecipato e soprattutto con questo brillante successo. Ti vedo con il secondo classificato, ti lascio la linea Andrea per l'intervista. Medaglia d'argento sul traguardo del trofeo Piva può valere un'intera stagione, una gara che ti soddisfa comunque? Ma sì, sicuramente va a completare comunque l'ottimo periodo di forma, è stata una gara dura, soprattutto molto tattica, è andata via prima la fuga grande di 20 corridori in pianura, poi si sono staccati 3 corridori da davanti con Lorello dentro, un Bahrain e Vesco. E niente, sull'ultima salita ero nel gruppetto, cioè nel gruppo diciamo dietro inseguitore, ho dato veramente tutto, ho ripreso sia Vesco che il Bahrain, è mancato solo Lorello, complimenti a lui, comunque una gara bellissima. Un peccato per Cattani che era in fuga e è caduto proprio sul più bello. Eh sì, ho visto, infatti era andata bene sia per me che per lui, perché io potevo restare coperto e lui aveva un ottimo vantaggio. Ho visto uscire la curva, ho visto sia lui che Sambinello a terra e mi è dispiaciuto, all'ultimo mi ha dato anche una mano, quindi mi dispiace, ho provato a ripagarlo al meglio, è arrivato questo secondo posto. Senti, oggi si è corso il Piva, domani si corre il Belvedere, martedì il Recioto, prossimi obiettivi per te? Prossimi obiettivi subito sarà domani il Belvedere, il Recioto lo guarderò dalla televisione e quindi diciamo domani il Belvedere. Allora grazie, la linea può tornare allo studio a Silvio Martinello. Grazie Andrea per l'intervista anche del secondo classificato, Tommaso Bambagioni, che tra l'altro si è reso protagonista di una scalata al muro di San Vigilio, l'ultima che abbiamo visto proprio colto con le nostre telecamere. Abbiamo colto una scalata molto molto brillante che gli ha permesso di ritornare in testa alla corsa, vicinissimo al successo, perché come ha ricordato lui è riuscito a prendere Vesco, è riuscito a prendere De Ghent, che tra poco andremo ad ascoltare, ma non è riuscito a prendere Riccardo Lorello, che ha trionfato. A te Andrea per l'intervista a De Ghent, il belga della Bahrain Victorious, per andare a completare anche i protagonisti del podio che tra poco vedremo protagonisti alla premiazione. Non vi sento, ditatemi voi quando posso andare. Siamo con il terzo classificato. Today qualche istante per le interviste TV e poi cominciamo. Today was impossible to stay with Riccardo Lorello. It was impossible, it was really hard. He was strong. An hard race today. Yeah, it was hard. And very hot. Yeah, it was very hot. It was always water on your body, so to keep it cool. Next goals for you? What? Next goals? I think also another podium or maybe get a win. Ok, thank you very much. La linea può tornare a Silvio Martinelli. Abbiamo sentito anche De Ghent della formazione development della Bahrain Victorious, Lender De Ghent, atleta belga che insomma in un inglese un po' stentato ci ha spiegato che i prossimi obiettivi, il prossimo goal, gli ha chiesto Andrea Fin, i prossimi suoi obiettivi sono quelli di cercare un altro podio e se possibile anche un successo. Certamente li vedremo protagonisti ancora in questo straordinario mese di aprile che ogni stagione richiama il meglio della gioventù a livello mondiale e che proprio sulle strade della nostra regione sarà protagonista ed è protagonista nelle tante manifestazioni internazionali che si tengono, come diceva e come ricordava Andrea Fin. Oggi il Trofeo Piva, 77esima edizione con il successo di Riccardo Lorello, domani il Trofeo Belvedere a Villa di Cordignano che
come ogni stagione si svolge tradizionalmente il giorno di Pasquetta, martedì l'internazionale in provincia di Verona del Gran Premio del Recioto, quindi 3 giornate di grande ciclismo, di grande interesse per gli appassionati. Oggi vi abbiamo proposto, io prima di attendere anche le premiazioni che con piacere vi daremo in diretta, ormai tutto dovrebbe essere pronto, sono state espletate anche le interviste di rito. Domani saremo con voi, per chi vorrà esserci, alle 8:45, giorno di Pasquetta, per seguire il Gran Premio del Perdono da Melegnano, in provincia di Milano, il Gran Premio del Perdono trofeo Make Casa, appunto da Melegnano, che vi proporremo in forma integrale. Quindi 8:45, per chi vorrà stare in nostra compagnia, c'è la possibilità di seguire questa manifestazione, anche questa internazionale, dedicata però alla categoria juniores. Martedì invece, sempre alle 15:30, per chi vorrà, potrà stare in nostra compagnia, perché ciclismoweb.net, che nel frattempo vi ringrazia per essere stati moltissimi anche oggi a seguire insieme a noi il Trofeo Piva, vi proporrà il Gran Premio del Recioto alle 15:30, ma il prossimo appuntamento domattina alle 8:45. Ormai dovrebbe essere tutto pronto, vedo i preparativi che si stanno ultimando, i corridori che tra poco saliranno sul podio sono pronti anche dopo essersi asciugati, dopo aver indossato anche i cappellini di rito per salire sul podio. Nel frattempo si stanno scambiando anche tra di loro le impressioni su ciò che hanno appena fatto, ovvero sulla corsa che hanno appena portato a termine, questi 180 km, 179.800 per l'esattezza, che rappresentavano la 77esima edizione del Trofeo Piva, messa in cantiere ancora una volta in modo magistrale dall'Associazione Ciclistica Col San Martino. I nostri operatori sono lì sotto al podio, li vedete sulla sinistra. Ne approfitto in questa fase di attesa anche per ringraziare nuovamente la squadra al completo, in forze, di ciclismoweb.net, che oggi vi ha proposto questa 77esima edizione del Trofeo Piva. Moto 1 con Silvano Daros alla guida e Andrea Fin, Moto 2 Diego Santarossa, Roberto Casarin, camera fissa su San Vigilio Matteo De Faveri, drone, il primo drone è gestito da Andrea Tonini, il secondo drone da Manuel Michele, la nostra inviata all'esordio Eleonora Colizzi, il sottoscritto Silvio Martinello a farvi compagnia al commento, con la regia e il coordinamento di Manuel Cantone e Fabio Simonetto. Andiamo, lo speaker ufficiale sta già chiamando i protagonisti a salire sul podio, è il turno del belga De Gent della Bahrain Victorious, che sale per ricevere l'applauso, i fiori dalla Miss per la terza posizione. Classe 2005 corre per il team Tecnipes in Emilia Romagna, Caffè Borbone, Tommaso Bambagioni. È il turno di Tommaso Bambagioni della Tecnipes in Emilia Romagna, Caffè Borbone in seconda posizione, e ora il vincitore, il trionfatore della 77esima edizione del Trofeo Piva, classe 2005, portacolori della Ciclisti Padovani Polo Cherry Bank, Riccardo Lorello, che ora sta anche smaltendo la grande emozione che abbiamo colto nell'intervista che ha rilasciato al nostro Andrea Fino, e ora va a raccogliere invece i complimenti di Bambagioni e De Gent, e soprattutto l'applauso del pubblico che ha atteso la premiazione per applaudire i protagonisti di questa 77esima edizione del Trofeo Piva. Io ora, nel ribadirvi i ringraziamenti per essere stati in questa giornata di Pasqua 2026 in nostra compagnia, vi do appuntamento, per chi lo vorrà, a domattina alle 8:45 per seguire insieme il Gran Premio del Perdono Trofeo Make Casa da Melegnano,
gara internazionale dedicata alla categoria juniores. Io su queste immagini del podio vi ringrazio nuovamente per essere stati in nostra compagnia, vi auguro nuovamente buona Pasqua e soprattutto di godervi queste giornate di festa che continueranno domani, e se avete tempo di sintonizzarvi sulle nostre frequenze per seguire il ciclismo giovanile. Grazie, arrivederci e buona continuazione. Nelle mani del vincitore Riccardo Lorello. Ed è il presidente del Rucicolla San Martino, Mario De Rosso, a donare la confezione Castelli ai primi 3 classificati. Riccardo Lorello, Tommaso Bambagioni. 180 km, 4 ore e mezza di gara. Ho imparato quanto sia importante l'intimità della casa. Una casa che duri nel tempo. Cucina, living, zona notte. Gruppo Euromobile accompagna la tua vita e la vita di chi ami. Rispetta la natura, mantiene le proprie origini, con uno sguardo verso il futuro. Gruppo Euromobile. Live your life with us.